Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, parleremo un po' delle marachelle e delle birrecchinate, ci faremo anche aiutare dal Salmo 109, che il Vecchio Testamento, visto che il Salmo 109 è piuttosto un salmo corposo, ci darà una mano nella spiegazione pratica della pillola che ho fatto precedentemente, come fare la sorpresina ai birichini. Ve lo farò proprio vedere passo per passo, perché ho visto sono stato contattato parecchie amicizie che mi chiedono di far vedere in dettaglio meglio le cose, no? Questo però prima vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Face, dove abbiamo nel gruppo Radionica, Radioestesia e Terologia del Metismo una crescita importante, siamo già più di 1420 amicizie che ci seguono e ci fanno tantissime domande. Bene, poi vi chiedo anche di sì, andare nel sito capitano.altervista.org e i link sono sotto qui in descrizione proprio per prendere anche i circuiti che oggi vi spiegherò per poter attivare questo, come si dice, un rito, no, di difesa per chi vi ha fatto le marachelle quando magari eravate deboli oppure continua a farle e non sapete come risolvere le cose. Quindi nel sito capitano.atervista.org ci sono più di 20 ebook scaricabili gratuitamente. Il Marietto Veneziano ha già dato possibilità a più di 100.000 persone di scaricarlo, cioè ne hanno scaricati 150.000 e il Marietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiostesici con tanto di istruzioni gratuiti. E quindi il Marietto qualcosa ha fatto nel 2015 in avanti. Non è stato con le mani in mano. Più vi ricordo che abbiamo un gruppo Telegram e se volete una consulenza privata di Hildegard Marietto Veneziano, 20 euro, 45 minuti. Bene, iniziamo un po' questa micropillola che va in dettaglio a spiegare come fare un rito di difesa quando, ad esempio, voi vi succedono delle cose, tipo, sapete, sui giornali o sui mainstream di Stato si leggono cose veramente importanti e difficili da digerire. L'altro giorno leggevo appunto che una donna, prima di essere ammazzata a coltellate, per non farla scappare mentre la violentavano, gli hanno spaccato le caviglie, no? Oppure quando delle persone per tanti anni vanno in esaurimento nervoso, vanno al manicomio perché sul posto di lavoro gli hanno fatto mobbing in modo tremendo e purtroppo anche le forze dell'ordine avevano le mani legate e quant'altro. Oppure per tante piccole cose che sono successe nella vita, le persone deboli, fragili non hanno potuto difendersi. Quindi perché non avevano soldi, perché avevano paura, perché erano ricattati e tutte quelle cose che mettono sempre persone deboli e fragili in una posizione di essere quasi dei schiavi, dei zembelli, degli oggetti, no? E poi serve anche perché stanno arrivando tempi di pioggia, come vi ho già spiegato nel 2015 per chi segue il Marietto, e quindi bisogna attivare tutti quei meccanismi di difesa che si possono fare. Il Marietto ha già fatto un ebook nel sito capitano.interviste.org che si chiama praticamente l'ebook dell'avvocato Cerattini in cui spiega e dà anche dei circuiti per difendere il sacro suolo italiano. Però ci sono volte che bisogna proprio intervenire in modo più massiccio, più curato, più corposo. E questo lo possono fare tante persone perché abbiamo bisogno, perché messi insieme possiamo aiutare tante persone. Condividete anche questo video che male non fa. Bene, allora, la prima cosa per riuscire a far capire a questi birichini che bisogna avere l'educazione, perché la massima scusate, di Confucio era se vuoi un programma per un anno semina riso, se vuoi un programma per 10 anni semina, pianta un albero, semina un albero, ma se vuoi un programma per 100 anni, educa i bambini. Lo ripeto, se vuoi un programma per 100 anni, un piano per 100 anni, educa i bambini, no? Però ci sono alcune persone che non sono state educate per colpa dei genitori che magari stavano su Netflix oppure sulla PS4 quando invece dovevano responsabilizzare i bambini a fare le cose come devono essere fatte. Bisogna tirare su le persone come degli alpini onesti, chiari, trasparenti. Quando invece manca l'educazione, poi la cosa viene difficile.
E allora, prima di tutto, iniziamo come difenderci prima di questa operazione. La prima difesa è questo, la croce cosmica. Voi prendete, chiaramente, io adesso faccio vedere i circuiti perché chiaramente so che molti mi seguono e se non sapete cos'è questa croce cosmica andate a vedervi le pillole nel, come si dice, nel canale vostro Marietto Veneziano oppure negli ebook c'è le descrizioni così. Quindi prendete croce cosmica, ci mettete dentro la vostra foto. Almeno 3 giorni prima di questa operazione. Vi ricordo che questa operazione di rito propiziatorio di difesa contro i birichini si fa nella luna calante o lunedì, martedì e sabato. I giorni migliori sono lunedì, martedì e sabato sera, chiaramente al buio. Però 3 giorni prima di questa operazione vi mettete la vostra foto, se non avete una foto, il nome e cognome è vostro, questo è di difesa. Avete capito? Prima operazione è questo. Lo stampate, lo plastificate, lo mettete dove volete, in modo protetto. La seconda operazione è questo. Il- Questo circuito che vi darà coraggio per questa operazione, perché chiaramente molte persone magari sono alle prime armi, vedono per la prima volta il marietto veneziano e non sanno come opera il marietto veneziano. Queste cose non le fa, ma ve le spiego perché potrebbe succedere che un giorno magari, non so, non fatelo dire a me. Allora mettete qui dentro la vostra foto per darvi coraggio. Questi circuiti si trovano nel sito capitano.intervista.org e sono gratuiti. Classificatrice. E poi per avere della forza vitale, forza curativa, forza suggestiva, forza di volontà, questo, sempre la foto, chiaramente tutti questi circuiti ho fatto le pillole, no? E queste pillole le andate a trovare scusate, nel canale Marietto Veneziano. Bene, questa è la parte difensiva, chiaramente con l'ovetto colorato e il cerchio di fuoco. Per 3 giorni prima lasciate sopra e anche dopo l'operazione, lasciate sempre sopra queste difese intorno a voi, così che vi difende e chiaramente siete protetti a livello energetico perché ci vorrà un bel po' di energia. Poi un altro circuito che vi servirà per mandare il ringraziamento per le magari angherie che vi hanno fatto, ci vuole la losanghe, che è praticamente un cannone che spara. Bene, questa è la questione a livello tecnico, diciamo così, di mezzi che ci servono. Poi, cosa ci serve? Il bellissimo Salmo 109. Prendete un vecchio testamento o andate sul Google e digitate Salmo 109, ve lo stampate perché servirà per voi. Questa è la base. Un pennarello rosso, mm, un pezzetto di carta dove scrivere dei nomi, rossi, chiaramente. Potete scriverne anche di più, Adesso, o uno, due, dipende dalle marachelle che vi hanno fatto. Questo è un esempio didattico. Io queste cose lo sapete che Marietta non le ha mai fatte, non le farà mai. Però, se c'è qualcuno che ha avuto, non so, mobbing per 10 anni, che è andato in esaurimento nervoso perché 3 o 4 dell'ufficio, insomma, l'hanno martoriato, perché è stato violentato, derubato, o perché, non so, tutti perché di questo mondo. L'importante è sapere che dovete essere sempre dalla parte della ragione, perché se siete dalla parte del torto, questo vi ritorna indietro. Lo ripeto, se siete dalla parte del torto e volete fare i furbetti, vuol dire che non siete stati educati bene e Confucio vi ricorda che tutto torna indietro. Maledetto queste cose non le dice. Poi, questo è la difesa, quindi poi ci vogliono 3 bei spilletti. Se sono con la capocchia rossa va meglio, vedete? 3 bei spilletti. Si va in macelleria e si prende, vedete, la carne macinata. Carne macinata. Questo perché? Perché noi oggi faremo imparare i guanti del Marietto, guanti, perché il Marietto quando entra in cucina, cucina, vedete? Dei bei guanti gialli che servono a cucinare, fare un bel impasto. Quindi cosa facciamo adesso noi? Adesso noi impariamo la tecnica di chi semina raccoglie. Quindi a questo punto qua cosa facciamo? Prendiamo i guanti che possono essere di qualsiasi colore, vi ricordo anche
sarebbe meglio nero, però va bene, noi ci accontentiamo anche del bianco in questo momento, visto che è didattica la cosa. Quindi prendiamo il nostro piatto di carne, vedete? Mm? Sono come quei cuoconi. Adesso questo piatto di carne qua, vedete un po', lo impastiamo, impastiamo come volete, così, vedete? La carne non deve essere contaminata da prodotti chimici, quindi non è che dovete prendere la carne del cane che dura 300 anni, dovete prendere la carne e poi prendete il nome con le persone che vi hanno fatto gli sgambetti, vedete? La mettete dentro e la fate così. Perché questo? Perché dobbiamo fare in modo, questa è una ricetta che mi danno la via lattea nella guida Michelin. Vedete, fate una bella pallotta, lasciate dentro i nomi, un po' di carne, non deve avere prodotti chimici. Voilà, questa altro che le 3 stelline Michelin qua. Adesso fate la vostra pallotta, la vedete? E qui dentro c'è il foglietto con i nomi delle persone che hanno fatto i birichini con voi. Poi prendete il tovagliolo, fate così, vedete? Deve essere ben protetta la cosa. mm? E poi, tac, mettete bene dentro i spilletti e ringraziate per tutto quello che vi hanno fatto nella vita. Ci siete? A questo punto qua il piatto è servito. Dicono sempre che la vendetta viene servita fredda, ma io non lo so perché queste cose non le faccio. Poi, fatto questo, vi togliete i guanti. mm, Quando Marietto vi dice che bisogna togliersi i guanti bianchi, prendete la vostra losange e aspettate un po', che mi sistemo qua, mettetela sopra. mm. L'ideale sarebbe anche 3 giri di pendolino, però fa niente, lasciamo questo esempio così, vedete? Adesso noi qui abbiamo le persone che avete messo nel circuito, come si suol dire, nella carne con lo scritto rosso, abbiamo il fazzoletto che la tiene bene come 3 chiodini che spiegano bene l'andazzo e qui vi leggete il Salmo o ad alta voce o a bassa voce, Salmo 109 che fa sempre un figurone nel campo strano. E poi cosa si fa? Fatto questo menù, questa cucinata, si depone questo prodotto, questo piatto, perché la vendetta va sempre servita fredda, e lo lasciate in un posto dove riesce a marcire per 2 o 3 settimane, anche 4, anche di più, insomma, finché marcisce e chiaramente gli animali non devono andarlo prima perché ci sono dentro gli spilli, ci sono dentro tante cose che insomma non fanno tanto bene, no? Quindi lo lasciate lì. Quando la cosa è ben marcita, cosa succede? Nel campo astrale eterico, questa carne che marcisce si unisce a questi nomi, a queste persone, a questi campi eterici, no? E va praticamente a collegarsi con le persone. I danni non lo so, il Marietto queste cose non le ha mai fatte e non ha mai visto i risultati. Questo, come si dice, questo sistema è usato dai sciamani del Sud America e insomma là qualcosina fanno. E lo lasciate lì. Quando è finito tutto, no, dopo 2 o 3 settimane che vedete che ci sono, insomma, c'è quello che ci deve essere, prendete il vostro sacchettino, lo mettete dentro quello che dovete, andate in un cimitero o in un campo, basta che potete seppellirlo sottoterra e il piatto è servito e chi si è visto, si è visto. Bene, cari amici. Vi ringrazio, mi raccomando, Salmo 109, diamo gloria al Vecchio Testamento, dopo che avete fatto, fate il Salmo 109, ringraziando queste persone che vi hanno dato l'opportunità di attivare questo, come si dice, questo lavoro. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.